Comunicato ufficiale del movimento estremista ligure, fatto così su due piedi senza starci nemmeno tanto a pensare. Dopo la segnalazione di milioni e milioni di liguri indignati per un bruttissimo cartello apparso a Moneglia, questo. Dopo le crociate in cui i liguri si sono distinti per aver tagliato più gole che pezzi di focaccia, dopo l'epopea della Repubblica Marinara in cui i genovesi andavano, rapivano gente, mettevano a ferro e fuoco le città, interravano i porti, seviziavano la gente, i pirati ci avevano paura dei liguri. Dopo anni, centinaia di anni in cui il popolo ligure si è contraddistinto per avere il vaffanculo per tutti, non sarà certo un cartello a farci cambiare e a mettere in discussione tutto questo. Proprio adesso che ci sono i giudici del Guinness dei primati per stabilire che la Liguria è la terra campione al mondo di inospitalità, proprio adesso appare questo cartello. È un po' strano. Secondo me sono stati proprio i milanesi ad averlo messo per provocazione. Io mi rifiuto di pensare che ci sia un ligure che abbia pensato una cosa così allucinante. Comunque Moneglia verrà trattato come un piccolo focolaio. I focolai bisogna estirparli subito. Moneglia sarà zona rossa. Metteremo i tappi di sughero a tappare le gallerie, perché questo monito sia per tutti una sveglia. Gridiamo Milano Suca anche a Moneglia.